Tappe di avvicinamento alla ventilata chiusura anticipata della legislatura regionale. Dopodomani alle 10 il presidente Lombardo si presenterà a Sala d'Ercole per riferire ai parlamentari sulla vicenda giudiziaria che lo riguarda. Come si sa, la Procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio del governatore per concorso esterno in associazione mafiosa a seguito di imputazione coatta da parte del GIP. L'udienza preliminare è fissata per il 9 maggio, subito dopo le consultazioni amministrative. Lombardo ha detto più volte che non attenderà l'esito del procedimento, ma si dimetterà prima della sentenza per potersi difendere con più serenità. Ed è questo concetto che molto probabilmente Lombardo ripeterà ai deputati di Palazzo dei Normanni, unitamente all'idea già espressa che si potrà votare in autunno a patto che per le nazionali si voti il prossimo anno, e cioè alla scadenza naturale. Se invece il quadro politico nazionale dovesse deteriorarsi e fare saltare il governo Monti e quindi votare ad ottobre, ha precisato Lombardo, allora per le regionali si andrà alle urne nel 2013. Il timore del governatore è che se le politiche e le regionali dovessero coincidere, le alleanze e gli accordi per il Parlamento nazionale sarebbero calate automaticamente sulle elezioni regionali. Insomma, destra e sinistra prevarrebbero a discapito del progetto autonomista e riformista che il governo regionale ha portato avanti, ha più volte precisato Lombardo. E mentre alcuni leader manifestano scetticismo sulla possibilità che Lombardo si dimetta ed altri invece si dicono certi, la condicio sine qua non del governatore non sembra poi tanto campata in aria, visto il vento contrario che spira in questi giorni sul governo Monti alle prese di distanza, seppur improntata ad una certa cautela, da parte dei leader della maggioranza, e le critiche, queste sì, piuttosto chiare da parte della Corte dei Conti e di Banca Italia alla politica economica molto rigorosa del professore. E le fibrillazioni di movimenti partitici con la creazione di nuovi ed inglobanti soggetti politici lascia presagire che qualcosa entro l'inizio dell'estate potrebbe succedere. Che quella di Lombardo sia una premonizione si vedrà, ma a spingere per il voto in autunno per le regionali vi sono due riflessioni: l'alleanza con il PD, partito che avrebbe la necessità elettorale di svestirsi dell'abito di sostenitore di un governatore sotto inchiesta per reati molto gravi, e la speditezza con cui sta viaggiando la riduzione dei deputati di Palazzo dei Normanni da 90 a 70. Il Senato ha detto il primo sì, adesso tocca alla Camera, e trattandosi di legge di rango costituzionale con doppia lettura, dopo l'intervallo di 3 mesi, il testo dovrà ritornare a Palazzo Madama e poi nuovamente a Montecitorio per la deliberazione definitiva. Secondo le previsioni la legge potrebbe essere operativa entro la fine di quest'anno, ed ecco perché si vorrebbe votare ad ottobre, per mantenere a punto il sistema attuale ed applicare la riforma quindi alla successiva legislatura. Ad ogni modo, in un clima generale di grande e totale incertezza politica, non è facile azzardare previsioni o ipotesi.